Un esordio da sogno nella fase nazionale per l'Ostia Mare che tra le mura amiche dell'Anco Marzio batte per 2-0 l'Orvietana. La prima conclusione in porta del match è per gli ospiti, con una punizione a 2 in aria dopo che il russo aveva preso con le mani un retropassaggio di un compagno. La conclusione però non trova l'effetto sperato e allora la difesa dell'Ostia Mare riesce a liberare senza troppi problemi. Si fa vedere poi subito in avanti la formazione di Lisandrelli, squalificato, che prova la prima offensiva ma riesce poi a chiudere la difesa dell'Orvietana. A questo punto sale la spinta dell'Ostia Mare che si fa vedere ancora dalle parti del portiere avversario. Ottima l'azione di Di Vita che calcia in diagonale, Cimignolo si allunga la sua sinistra e respinge. È il primo vero squillo dei biancoviola. Il proseguo della prima frazione sarà praticamente un monologo dell'Ostia Mare. Qui arriva il cross dalla destra di Pinto, Memmi prova a fare sponda, Di Michele calcia ma strozza la conclusione di destro senza riuscire a trovare lo specchio della porta. I lidensi padroni di casa macinano gioco e con il pressing offensivo di Rossi qui vanno a riconquistare palla. Ottima la giocata del numero 10 che appoggia dietro per Morucci, apre troppo il piattone, qui il numero 9 non riesce a trovare lo specchio della porta da posizione ghiottissima. Come dicevamo è quasi un monologo della formazione di Lisandrelli che ci prova anche sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La difesa dell'Orvietana mette fuori, Kiss tenta la botta ma il pallone si spegne alto sopra la traversa. E questa è l'ultima opportunità della prima frazione. Con le immagini passiamo infatti al secondo tempo e Ostia Mare che si fa vedere subito in avanti con Borgna. Ottima la sua percussione, meno la conclusione che poi Cimignolo riesce a controllare senza troppi problemi. Continua a spingere l'Ostia Mare e si porta meritatamente in vantaggio con Di Michele che imbuca per Di Vita, un paio di finte del numero 11 che elude l'uscita del portiere avversario e poi deposita in rete a porta praticamente sguarnita. Dunque arriva il meritatissimo vantaggio per l'Ostia Mare. Galvanizzati, i biancoviola continuano a spingere a sinistra con Memmi che si libera di due avversari, cross al centro dove c'è Agostini, entrato poco prima, che di testa non perdona. Il primo gol in maglia biancoviola per l'attaccante ex Frosinone ed Urbetevere. A questo punto l'Orvietana tenta una timida reazione ma Saccori conquista il pallone in pressione alta, tenta addirittura la botta da lontanissimo. Non arriva però la gioia personale per il centrale difensivo, autore di un'altra grande prestazione dopo quella in finale. Si fa vedere allora in avanti l'Orvietana e ci prova con una conclusione dall'interno dell'area dal lato destro, pallone che si spegne però fuori con Russo che sembrava essere sulla traiettoria. E questa è l'ultima emozione del match con l'Ostia Mare che festeggia al Tepice Fischio. Ora tra 2 settimane andrà ad Ancona